Anche il procuratore capo Luigi Patronaggio ha fatto assieme ai carabinieri una verifica all'interno dell'istituto penitenziario. Sono stati realizzati video e foto. Il materiale raccolto verrà esaminato, rendono noto dalla Procura, per l'ulteriore sviluppo delle indagini. Le ipotesi di reato avanzate sono violenza privata e omissione di atti d'ufficio. La delegazione del Partito Radicale ha effettuato la visita ispettiva lo scorso 17 agosto e ha poi presentato un dossier per segnalare delle presunte violenze ai danni di detenuti all'interno del carcere di Lorenzo e in particolare nel reparto di isolamento. Era ora che la Procura di Agrigento intervenisse. La sospensione del commissario e del direttore sarebbe il primo passo da fare per portare avanti le indagini con serenità. Spero che il Ministro e il capo del DAP intervengano presto. Lo scrive Antonino Nicosia, direttore dell'Osservatorio Internazionale dei Diritti Umani. Dopo la visita ispettiva del 22 dicembre 2018 fu presentata il 7 marzo 2019 un'interrogazione al Ministro sulle condizioni dell'Istituto Penitenziario di Agrigento e a giugno, ricostruisce Nicosia, il Ministro rispose con estrema superficialità. Per il Ministro della Giustizia, Alpetrusa di Agrigento, tutto va bene. Questo è il quadro che emerge sulla base di notizie trapelate dall'ambiente penitenziario. Non c'è riscaldamento, l'inverno si ghiaccia e anche l'estate la temperatura è piuttosto fresca. Chi è povero e un migrante resta senza vestiti di ricambio e indumenti pesanti da indossare. A volte nel far arrivare dei vestiti prima che si ottengano i permessi necessari tra le trafila burocratiche passano dei mesi. La situazione igienico-sanitaria è triste, con zanzare tigri a quantità industriale. La biblioteca non è fruibile, l'ora d'aria la si passa tra 4 mura di cemento, senza la possibilità di correre o fare sport. Infatti in quello che doveva essere il campo da calcio sono stati eretti dei pilastri per ampliare la struttura, ma da anni si attende la ripresa della costruzione di questo secondo padiglione. Alcuni detenuti di Agrigento vorrebbero, sempre secondo quanto trapela dall'ambiente, più possibilità di integrazione e lavoro, far qualcosa insomma per far passare il tempo. Lamentele anche sul cibo, ma soprattutto sull'acqua da bere, quella delle bottiglie è un lusso riservato a chi può permettersela, tutti gli altri bevono quella del rubinetto. Non gli vengono consegnati ricambi o teli per asciugarsi, quindi chi non ha cari o familiari è costretto a rimettersi gli stessi indumenti puzzolenti e freddi, o a condividere, nel migliore dei casi, gli asciugamano.